Buonasera, i titoli con le principali notizie. Tragica vacanza nelle Canarie per un giovane di Favignana, aggredito dopo un banale diverbio, adesso in gravissime condizioni, ricoverato in terapia intensiva. A Caltanissetta una mamma disperata, vittima di violenza, chiede di essere accolta con il figlio in una casa protetta. Ponte sullo Stretto, aperta a Roma un'inchiesta contro ignoti sulle procedure legate all'opera, ad annunciarlo il ministro Salvini che ipotizza un avviso di garanzia nei suoi confronti. La festa di Sant'Agata, al via piani per la sicurezza e il decoro di Catania, festa in diretta su Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web. Devoti tutti, aumenta il numero di ore di trasmissione. Favignana e le Isole Eolie si preparano ad ospitare la mega produzione del Colossal L'Odissea con il regista premio Oscar Christopher Nolan. Palermo, calcio, perde ancora in casa al Barbera, il Pisa si impone per 2-1 a fine partita, fischi per i rosanero, torna a traballare la panchina di Dionisi. Serie C, Trapani e Messina vincono le loro sfide casalinghe, i Granata battono il Potenza 4-2, mentre i giallorossi hanno vinto 2-1 la sfida salvezza con il Latina. Domani in campo il Catania contro il Cerignola. Eccoci, buonasera. Dunque in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Las Palmas in Spagna, Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana, aggredito sabato scorso da un giovane. Il padre chiede giustizia e aiuto perché non venga lasciato solo. Laura Spanò. Lotta tra la vita e la morte. Salvatore Sinagra, 30 anni, di Favignana, da sabato scorso è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Las Palmas, la capitale delle Canarie, in Spagna. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Salvatore è stato brutalmente aggredito dopo una discussione banale avvenuta all'interno di un bar di Lanzarote, dove si trovava con alcuni amici, dice il papà Andrea Sinagra, che ha raggiunto le isole spagnole per stare vicino a Salvatore. Mio figlio è in coma con il cranio spaccato perché ha incrociato la persona sbagliata, nessuno sa chi sia, la Guardia Civile mi dice che sta indagando ma finora non ci sono sviluppi, dice Sinagra, che vive a Favignana. Sinagra si è affidato al consolato italiano e alla polizia locale confidando nell'impegno degli investigatori a trovare il colpevole. Salvatore è stato picchiato all'esterno di un locale, tutta la scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, dice. Quel giovane con cui avevo parlato in precedenza lo ha assalito e picchiato selvaggiamente, gli ha spaccato la testa. Anche qui parte della scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere esterne. Chiedo giustizia e aiuto. Alla famiglia Sinagra è giunta la vicinanza dell'amministrazione comunale, dell'intera comunità di Favignana, dove Salvatore era in procinto di ritornare dopo aver gestito un bar a Lanzarote. Il sindaco Francesco Forgione chiede a nome di tutti che le istituzioni preposte si attivino per far piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili. Adesso a Caltanissetta il grido disperato di una donna vittima di violenza che chiede di essere accolta in una casa rifugio insieme al suo bambino. Il servizio di Rita Cinardi. Chiede di essere accolta in una casa rifugio una donna della provincia di Enna che ha raccontato di aver trascorso la notte tra la caserma dei carabinieri e il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La donna racconta di essere vittima di violenza da parte dell'ex marito che sarebbe stato già denunciato 8 volte. L'avrebbe picchiata in diverse occasioni anche durante la chemioterapia a cui si era sottoposta perché malata di tumore, rompendole 2 costole e provocandole un occhio nero. Questa notte la giovane vittima di violenza ha cercato un posto dove poter stare insieme al suo bambino, ma a quanto pare non sarebbe stato possibile trovare una struttura. Proprio il piccolo era stato trasportato in pronto soccorso perché dopo l'incontro con il padre e le presunte minacce subite era rimasto molto turbato, ma alla fine madre e figlioletto sarebbero stati costretti a tornare a casa. A quanto pare diverse strutture che si occupano di donne vittime di violenza sarebbero disponibili ad accogliere la donna, ma è necessario un provvedimento formale da parte dell'autorità giudiziaria o dalle forze dell'ordine, in assenza del quale, vista anche la presenza di un minore, non possono prendere alcuna iniziativa. Le forze dell'ordine sono al lavoro per verificare quanto è stato dichiarato dalla donna. Grave incidente autonomo sulla strada statale 284 a Santa Maria di Licodia nel Catanese, dove un motociclista ha perso la vita. Il tratto stradale è stato chiuso temporaneamente e la circolazione è stata deviata su percorsi alternativi.
Piove un'altra tegola sul ponte di Messina. A Roma ci sarebbe un'inchiesta contro ignoti legata proprio alle procedure di realizzazione dell'infrastruttura fra Sicilia e Calabria. Lo conferma il ministro Salvini, che si considera probabile destinatario di un avviso di garanzia ancora non partito. Manlio Viola. C'è una inchiesta contro ignoti aperta a Roma sulle procedure che riguardano il ponte sullo stretto di Messina. Non ci sono ancora bandi di gara né appalti assegnati, ma c'è già chi indaga. Non ci sono neanche iscritti nel registro degli indagati e per questo non è dato sapere quale sia l'origine dell'inchiesta, ma da indiscrezioni non confermate riguarderebbe le procedure che hanno riportato in vita la società Stretto di Messina. A confermare l'esistenza di questa inchiesta è stato il vice premier Matteo Salvini, che ne ha parlato ieri intervenendo all'evento Muoversi nel futuro, intelligenza artificiale e transazione energetica nei trasporti marittimi e terrestri in corso a Rapallo. Il ponte sullo stretto è l'unica opera che ancora prima di essere approvata è sotto indagine, tra l'altro dallo stesso procuratore che ha inviato l'avviso di garanzia alla presidente Meloni, dice Salvini. Sul tavolo della procura di Roma c'è un avviso di garanzia contro ignoti e immagino che questo ignoto sia io. Il vice premier rispondeva a una domanda che lo invitava a dare un consiglio alla presidente Meloni in merito all'indagine avviata su di lei, dall'alto della sua esperienza nel caso Open Arms. Ci sono passato, ha detto Salvini, e non lo auguro a nessuno dei presenti, sono andato a Palermo una volta al mese per 3 anni. Dell'inchiesta dunque si apprende mentre a Messina si firmava il protocollo d'intesa per il waterfront che cambierà la costa della città dello Stretto con il ponte. Intanto è partita la procedura per rimuovere dall'incarico il direttore generale del CAS, Franco Fazio, dopo le sue affermazioni sulla vetustà delle autostrade che impedirebbe la realizzazione del ponte. Da Palazzo d'Orleans però precisano che la procedura è in capo al presidente del consorzio autostrade e non al governo. A Catania sale la psicosi sulle fughe di gas. Ieri una segnalazione in centro storico ha fatto scattare l'allarme. Intanto si attende dalla Regione un eventuale stanziamento per far fronte alle situazioni più critiche di San Giovanni Galermo, dove a breve tornerà la fornitura del gas. Eva Spampinato. Sono giorni di attesa per le 32 famiglie di sfollati dell'esplosione nel quartiere di Trappeto Nord a Catania, attesa che si divide su diversi fronti. Una sistemazione più definitiva, seppur transitoria rispetto a quella attuale degli alloggi della Playa di Catania, il ripristino del gas nelle case della zona di San Giovanni Galermo e una risposta dalla Regione per un eventuale stanziamento di fondi che faccia fronte alle situazioni più critiche di via Gualazzi. Lunedì una task force di ingegneri entrerà in azione per conto dei proprietari delle case per verificare l'agibilità delle strutture e della rete idrica e stabilire se 12 famiglie potranno definitivamente rientrare in casa. Parallelamente prosegue l'impegno di Catania Rete Gas per ripristinare la fornitura di gas nell'area di via Galermo. I tecnici stanno lavorando anche di notte. Dopo aver ripristinato il servizio alla cittadella universitaria e al Policlinico di Catania, dice il presidente Todaro, adesso ci concentriamo nell'area di via Galermo con un preciso cronoprogramma di intervento. Per la riattivazione di ciascun contatore attualmente sigillato sarà richiesta la presenza dell'utente finale presso la propria abitazione, conclude Todaro, per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura in massima sicurezza. Intanto ieri sera un'altra fuga di gas ha fatto scattare l'allarme, stavolta in centro storico a Catania, tra via Ventimiglia e via di San Giuliano. La zona è stata bloccata e interdetta al traffico, mentre operavano vigili del fuoco e tecnici della rete. Catania si prepara ai grandi festeggiamenti in onore di Sant'Agata. I piani per garantire la sicurezza e la pulizia delle strade sono già partiti. Orazio Longo. 70 tonnellate di segatura verranno utilizzate nel giro interno per liberare le strade dalla cera. Oltre 200 unità del personale di Gema saranno in campo per garantire che tutto proceda per il meglio. Catania si prepara ad accogliere Sant'Agata anche dal punto di vista del decoro urbano. Diffuse dai vertici di Gema SpA e del Comune le raccomandazioni per garantire la sicurezza e la pulizia per il percorso interessato dalle tradizionali processioni e per le zone limitrofe. Destinatari i cittadini, sia nel caso si tratti di abitazioni private che di attività commerciali, turisti e devoti. Operatori e mezzi saranno a supporto del passaggio del Fercolo, pronti a intervenire prima e dopo, sia nel giro esterno che in quello interno. Saranno utilizzate spazzatrici, costipatori e compattatori, idropulitrici e lavastrade, soffiatori cannelli e il canal jet ad alta pressione che dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso si è deciso di confermare per una rapida rimozione della cera. Senza sosta verranno svuotati e lavati i cestini, inoltre verranno messi a disposizione carrellati nelle vie traverse per evitare che venga gettato a terra qualsiasi tipo di rifiuto. Il 5 febbraio intorno alle
11 la posa della segatura. Subito dopo il passaggio del fercolo si inizierà per tratti con la rimozione della cera fino a quando la Santa rientrerà in cattedrale il 6 febbraio. Il lavoro di rimozione proseguirà nelle ore e nei giorni successivi. Riguardo alla raccolta porta a porta si manterranno orari e tipologie come da calendario, eccezion fatta per il 5 febbraio in via Caronda, quando si anticiperà l'orario di esposizione del rifiuto differenziato entro le ore 13. Nei giorni immediatamente precedenti si provvederà a informare con appositi volantini. E proprio per la festa di Sant'Agata, come ogni anno, le nostre emittenti seguiranno in diretta televisiva e sui social, minuto per minuto, con tante novità. Una fra tutte la diretta televisiva che proseguirà senza interruzioni per tutta la notte del 5 febbraio, portando nelle vostre case momenti mai visti prima. Eva Spampinato. Il conto alla rovescia è iniziato. Sant'Agata sta per riabbracciare i suoi cittadini e le nostre emittenti Antenna Sicilia e Telecolor con il sito La Sicilia Web sono pronte ad accendere le telecamere su una delle più affascinanti feste di popolo e devozione che esista al mondo. Devoti tutti, la lunga maratona TV, oltre 50 le ore di diretta per seguire tutti i momenti salienti della festa e le processioni, quest'anno intensifica i suoi sforzi produttivi e aumenta il numero di ore di presa diretta. Il 5 febbraio sarà letteralmente no stop, dall'uscita della Santa dalla cattedrale sino al rientro dell'indomani mattina. Tra le novità dell'edizione 2025 infatti ci sarà la possibilità di seguire la processione del giro interno del Fercolo il 5 febbraio anche in piena notte. Le trasmissioni infatti non si fermeranno alla mezzanotte del 5 febbraio. Più festa e pochissime e brevissime interruzioni pubblicitarie. Una scelta editoriale ben precisa nel rispetto dei fedeli, dei telespettatori e dei nostri partner commerciali. Per questo motivo verranno introdotte innovative forme di comunicazione che consentiranno di contenere le interruzioni e daranno uno sguardo inedito sulla festa anche sui social. Si comincia il 3 febbraio dalle 10 del mattino con la prima diretta, l'uscita della carrozza del Senato e la processione per l'offerta della cera. In serata dalle 19 i fuochi e lo spettacolo musicale in Piazza Duomo. Il 4 a partire dalle 5 del mattino con la messa dell'Aurora seguiremo in diretta il giro esterno di Sant'Agata. Il 5 febbraio sarà la volta del giro interno del Fercolo con l'imperdibile processione in via Etnea, i fuochi del Borgo, la salita di San Giuliano, le suggestioni del canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale. Una non stop di fede e folklore in costante diretta streaming sul sito lasiciliaweb.it. È stato acceso il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro romano di Piazza Stesicoro a Catania, riaperto al pubblico dopo 3 anni di chiusura nello scorso mese di luglio, con la gestione del monumento passato dalla Regione Siciliana al Comune di Catania. Il potenziamento delle luci è finalizzato a valorizzare anche nelle ore notturne i resti del grande manufatto dell'epoca romana, che si estende anche nei sotterranei delle vie adiacenti. E la Protezione Civile regionale ha emesso per domani un avviso di allerta arancione per rischio di pioggia nelle province di Messina e Catania. Allerta gialla è prevista nella fascia tirrenica della Sicilia tra Messina, Palermo e Trapani. Una breve pausa e poi ci occuperemo del picco dell'influenza che sta colpendo tanti siciliani. Anche in Sicilia boom di casi di influenza con i pronto soccorso che hanno registrato oltre il 20% in più degli accessi, tra i più colpiti i bambini sotto i 5 anni. Rita Cinardi. In Sicilia è caos nei pronto soccorso per l'aumento dei casi di influenza che si stanno registrando in questi giorni. Il picco è stato raggiunto in queste settimane e ha determinato oltre il 20% in più degli accessi nei reparti di urgenza. A fare maggiormente le spese della diffusione di virus influenzali e parainfluenzali sono pazienti broncopatici o con patologie pregresse, che in molti casi vedono peggiorare i propri sintomi, ma anche i pazienti in età pediatrica, soprattutto i bimbi sotto i 5 anni. Mentre la situazione risulta essere meno critica per adulti e anziani, tra i quali il tasso di contagio rimane stabile, il tasso di incidenza risulta essere infatti ancora in forte aumento tra i più piccoli, tra i quali i contagi nell'ultima settimana sono addirittura raddoppiati. Tra i sintomi più comuni dell'influenza: febbre anche elevata, dolori muscolari e articolari, debolezza marcata, mal di testa, tosse, mal di gola e raffreddore, non infrequenti anche nausea o vomito. In molti casi si guarisce nel giro di pochi giorni, ma non è escluso, soprattutto per i soggetti più fragili, che si possa andare incontro a
complicanze. Per questo, ribadiscono i medici, l'unica arma è fare il vaccino antinfluenzale, che in molti casi mette al riparo da forme più aggressive. La situazione, comunque, come spiegato dagli esperti, non è dovuta esclusivamente ai virus influenzali. La cocircolazione di diversi agenti patogeni respiratori contribuisce infatti a mantenere elevata l'incidenza delle sindromi simili influenzali. Per evitare la diffusione dei virus, il consiglio è quello di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, evitare il contatto stretto con persone malate e mantenere una buona igiene respiratoria, coprendo bocca e naso quando si tossisce o starnutisce. Favignana e le Isole Eolie si preparano a ospitare la mega produzione del colossal L'Odissea. Con il regista premio Oscar Christopher Nolan sbarcherà anche il folto cast di divi di Hollywood. Lorena Dolci. Dopo oltre mezzo secolo Hollywood si rimette sulle orme di Ulisse. Al posto di Kirk Douglas e Silvana Mangano, nel nuovo Colossal un cast stellare pronto a sbarcare in Sicilia a fine marzo. È l'Odissea del regista premio Oscar Christopher Nolan, reduce dai successi di Oppenheimer. Un budget da $250 milioni, 50 giorni di riprese tra le Egadi e le Eolie, 400 camere prenotate a Favignana, Lipari e Vulcano per una troupe di 300 persone. Nel vero scenario raccontato da Omero sbarcherà un supercast con 4 premi Oscar: Matt Damon, novello Ulisse, Charlize Theron nei panni della maga Circe, poi Anne Hathaway che sarà Penelope, il protagonista di Spider-Man Tom Holland e la fidanzata Zendaya nei ruoli di Telemaco e Atena, il vampiro Robert Pattinson sarà Dio Poseidone. Dopo i primi sopralluoghi la produzione ha già stabilito il proprio quartier generale a Favignana, l'isola delle Capre, primo Chuck il 24 marzo. Il cinema racconta il territorio, favorisce il turismo, ci renderà più attrattivi a livello internazionale. E poi un'importante occasione di destagionalizzazione, opportunità di lavoro per tutta la comunità. Poi tappa alle Eolie, dove re di Itaca giunse dopo essere scampato alla furia di Polifemo. Non siamo ladri, siamo greci che torniamo in patria da Troia. La maggior parte saranno riprese dal mare, per cui anche a livello di autorizzazioni, di necessità poi di bloccare magari parte dell'isola, non dovrebbero esserci problemi di questo genere. Sicuramente ci sarà un grosso ritorno di immagine, speriamo che nel film appunto si capisca che siamo effettivamente alle Eolie o alle Isole Egadi. Dopo la Sicilia, unico set in Italia, le riprese si sposteranno in Marocco e nel Regno Unito. C'è già la data di uscita, il 17 luglio del 2026. Ora una breve pausa e poi un'ampia pagina dedicata alle squadre siciliane. Eccoci al calcio, il Trapani, targato Torrente, vince 4-2 contro il Potenza, tripletta di Anatriello. Successo 2-1 del Messina al Franco Scoglio nella sfida salvezza contro il Latina. Perde in casa invece il Palermo nell'anticipo della 24esima giornata, vince il Pisa 2-1 Rosanero Fischiati. Marco Bullà. Il Palermo ancora sconfitto, il Pisa passa al Barbera, troppi errori in una partita anche sfortunata, ma gli sbagli in casa rosanero sono stati decisivi. 2-1 per i toscani, rivelazione del campionato. Per il Palermo solo delusione e amarezza per quello che poteva essere e che invece non è stato. Inzaghi all'artiglieria pesante lì davanti, il Palermo pronti via non riesce a prendere in mano il filo del gioco e così al 12° su fallo di mano di Ranocchia c'è calcio di rigore per il Pisa, trasformato magistralmente da Russ. La banda di Dionisi stecca, il Pisa invece gioca a calcio e al 26° trova anche il raddoppio con Lind che approfitta della papera di De Planche e piazza la palla in buca. 0-2, Barbera gelato. Il Palermo è senza idee, senza gioco, l'unico sussulto arriva nel finale di tempo su colpo di testa di Magnani che però non inquadra lo specchio della porta. Ripresa, nessun cambio, il Palermo parte subito con la marcia ingranata e mette sotto il Pisa. L'Eduaron viene messo giù a ridosso dell'area di rigore, ma l'arbitro sorvola. Poi al 59° il gol del Palermo, imbucata di Segre e rete di Brunori che tutto solo davanti alla porta la mette dentro a giro. 1-2. Il gol rianima un po' i tifosi, meno la squadra, solo poche le idee di gioco, qualche lancio lungo, qualche pallone perso. A 5 minuti dalla fine il portiere del Pisa, Semper, dice no a una punizione di Ranocchia. Poco dopo Semper si ripete ancora con un grande intervento che neutralizza una conclusione mancina di Leduaron. Finisce 1-2. Fischi al Barbera. È difficile spiegare, commentare una partita che è finita male, abbiamo perso in casa,
avendo concesso, cosa abbiamo concesso? 0 tiri in porta, i 2 tiri sono stati uno, avevamo palla noi, è stato purtroppo un infortunio, mi dispiace tantissimo per la squadra e per Seba, e l'altro rigore che era un cross innocuo da 1 metro, però così è andata. Il Catania domani giocherà in casa del Cerignola, partita importante che Telecolor trasmetterà in diretta. Lunedì si chiude intanto il mercato e i rossazzurri cercano ancora innesti in attacco. Marco Carli. Riuscire ad andare oltre quello che il Catania non ha quasi mai fatto in questa stagione vissuta sull'altalena per svariati motivi. Ora, dopo il successo col Giuliano, ecco il Cerignola, andare oltre, appunto, tentare di confermare anche sul campo della seconda in classifica insieme al Benevento un risultato positivo e alcuni progressi derivati ad esempio dal ritorno di Vitacchio e Guglielmotti. Loro due ci saranno nel match che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro, in esclusiva. Ci sarà anche Dal Monte, uno dei 3 nuovi arrivi dell'ultima settimana. Nicola ha delle caratteristiche che in questo momento ci servivano nel reparto avanzato, un ragazzo che ama giocare negli spazi, attaccare gli spazi 1 contro 1, si può adattare da 3 quarti, si può adattare da seconda punta. I rossazzurri, che hanno inserito in rosa Frisenna e venerdì anche Allegretto, non avranno invece Lunetta. Andrà Anastasio sull'esterno con Del Fabbro inserito dal primo minuto in difesa. Sono anche gli ultimi giorni di mercato e Toscano conferma quelle che sono le priorità, soprattutto davanti, dove torna il nome di Redan, che rappresenta un'opzione fra le altre. Nel reparto avanzato in questo momento numericamente siamo pochi, però devi stare dietro alle tempistiche, alle opportunità che si creano. Abbiamo ben preciso certe caratteristiche, se si possono raggiungere bene, se no non si fa una cosa tanto per fare. È tutto, io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.